La pandemia picchia duro, le cifre dei contagi e a seguire delle quarantene continuano a salire. Quasi 76.000 i veneti positivi, almeno 350.000 persone in isolamento. È opportuno rivedere i criteri della quarantena? Tutto sommato si può pensare, come si sta discutendo, anche di una riduzione per tanti motivi, perché abbiamo anche altre esperienze. Sicuramente il fatto che aumentiamo la terza dose è una cosa molto importante e quindi si può pensare effettivamente di ridurre invece di 7 giorni anche a 5 giorni, però lo decideranno poi le autorità sanitarie. Come si può continuare a fare il tracciamento con numeri di contagi così alti e in aumento? Con il tracciamento siamo in difficoltà perché i casi sono veramente tanti e aumentano ogni giorno, quindi è molto difficile fare il tracciamento. Però tutte le persone che ci vuole la responsabilità da parte dei cittadini, sia dei casi positivi sia delle persone che sono venute a contatto. Tracciamento sempre più impegnativo, si insiste sulle vaccinazioni. Grazie a queste gli ospedali sono meno affollati dello scorso anno. Con il vaccino, con quest'arma fondamentale, è stato possibile proteggerci e nello stesso tempo le rianimazioni essere occupate soprattutto purtroppo da persone che non sono vaccinate, perché al 90% sono persone non vaccinate, quindi è un'arma fondamentale di protezione. Il quadro sull'epidemia in